Emilio è uno che mi segue e ho fatto tante cose impari. Sì, siamo vicini di casa allora. Qui Mara. Il villaggio dei Gigli vicino a casa. Dunque, forse se no, adesso organizzo, adesso sono il titolo di Emilio e Deus è un sobrinho benino e questo su dei quattro atopos che va Deus e noi si state dando a poter atopos d'estate a Suscurigadroce, a Primonotti, a Sumurriadroce, a Cerriello a Mericceggio e Cerriello un scoperasso che si parla di questo. E dunque Io non mi ha fatto prendere mai con me, da quel dato mi ha l'ho fatto a me, a quel dato come ospiti oggi tenevo a professor Pierpaolo Dore docente Eges come Torres e dunque e poi sinciada isticchiri, cioè si misturava ora si mette a nome Damiano che sarà fuori dai, poi sarà fuori dai come tenente sfuristello già 360 gradi e io sono sarà testimone dessa storia di Ursula, di come nasce Ursula, subideni Ursula come riguarda una prenda che del punale però a dell'umano è così, mi dispiace, ma ho di arrivi pure che deve arrivare anche se qualche volta uno vaghetto pago poco focus a questa qualità di è Sagresia di Santo Zadorro che sono appunto sono le due perle che noi abbiamo a Usula che è capitato in Canqualtra a Bidigelle, ma Bidigelle è una barrancata di gente che sembra Mida per esempio arrivando allo stadio si arrivano può bere su quanto per un umano può bere chi voi su quanto per un umano diciamo che è uno dei più giovani perché è chiamato Ponte Romano perché lo stile non è che l'abbiamo fatto ma is prendas che tenevo su Santo Zadorro che come tapponavo prima si andava fuori dai perché lui espressamente mi ha chiesto di parlare di San Saturnino e poi quella che è stata una cosa molto molto importante quello che è stato e dunque, come ti abbiamo detto prima, è quella su voi due. No, dopo prima raga, questo è su dei 4 e su dei 5 che adesso è l'ultimo qualche anno, insomma così stati. Sarà poi il nome di Giuseppina Carta, che qui l'abbiamo qui. Domani vedrete perché più piccolo domani porto cammino per l'evento appunto di a Pierpaolo ma prima di fare questo voglio che i padroni di casa che ci ospita che a Maria Teresa e Damiano che hanno anche loro ben accolto il mio invito insomma che mi almeno sino adesso questo è il quarto come sono andati guarda ce l'abbiamo messa sì infatti abbiamo mandato adesso quindi Damiano e Maria Teresa voglio che Damiano diciate due parole chiama la sua consorte il sardo non è che sia tanto facile
Però innanzitutto grazie a tutti su questo essere noi, grazie a me da Ottavio, di questo grande piacere che mi fai. È una grande cosa per me, poi a Sarcini in mondo. Però non prendo sto che avrei. Non mi muovo, tenere pazienza, mi muovo nelle serali, probabilmente. No, ma regola ciò che duro. Basta, poi dopo fare un intervento, come tornava Ottavio, Benvenuti. su due cresiette che tenevo su un bit. No, sì, no, su nome, dei scoperto usato questo suo nome. Ok. Poi la stavo su un anno a su professori che ha da fare una lezione magistralis. Ok? Ma relato. Grazie di nuovo per essere qui con noi. Grazie a voi per la Sta pagando ben molti, assessori, Mariella quindi è usciti, ogni volta che accattiamo qualcosa andiamo che Mariella andiamo, lei sta pagando. Quindi questa ricerca è un libro è un libro, una ricerca. E quindi è una ricerca proprio sui documenti su dei archivi di USA. Noi sosteniamo questo cortile, vende a USA, meda tutte tutti gli altri scopi. L'archivio comunale meda fornito e quindi ci ha passato meda tempo su sfogliando e leggendo questi documenti. Quando i documenti di archivio, questa cosa è più difficile, è sta legge, calligrafia di 200 anni fa. Documenti non c'è scritto noi, quindi un documento di oggi c'ho 2 ore per legge. E alle leggi già hai detto questo che viene questo archivio, non è cosa facile. E quindi usano che ha scoprire attraverso questo documento. E a me mi piace questo tipo di storia che piace a me è questa, cioè questa storia della gente comune. Non i grandi personaggi, ci sono stati i grandi personaggi, però nei documenti dell'archivio comunale si vede proprio come viveva questa gente in questo periodo che riportano da questo documento. Io poi per esempio a Chicago, su ponte dei Incontri, che votanti dentro sono stati definiti su ponte romano. Cos'è su ponte Segafino, non è su ponte romano. Ponte Segafino, 1843, il romano è sul 1843, sì. Cioè ci viene il romano a Roma, ma il romano antico non ci viene. Questo ponte, come sa questo ponte, dato che si usa meglio noi, questo ponte è fiammento importante poi, perché questa gente deve andare a traballare e deve stare a ridere. Che non sono questionate sul 1700, fine 1700, questo 1843, è evidente che uno va sempre a carro, come te che superasse il rio, è dove e se devi andare a giro mano, praticamente chi dirà ballante in questa zona, ci va santa, già hai detto di viaggio, su tempo può traballare a pochissimo tempo su questo Travere. e poi dobbiamo segare i bus. E quindi... E in quei volte non c'era perché non c'era il quadro. Come ti svilare? Sul Bao. Su Passari, a Casacco e Pruvare. Guardo. Quadro, in sardo il quadro è sul Bao. Suba. E il Santos. Questo sindaco che ci viene in Santos, viene sul sindaco del metro Seccia, che è sul Enrico De Vita, uno non ha da parte, guarda a casa, sul sindaco che è sul Enrico De Vita, del metro Seccia. Hanno tocca per il suo ponte, vanti su ponti, e io da partecipavo 2 o 3 e sapevo diventare la gara di appalto. E la gara di appalto
è troppo bello questo quanto via da, uno poteva da rialzare il suo prezzo, ogni qua candeva, sta saccando senza studiare questa candela, e consumare questa candela. Tuttora è valido, La candela vergine, uno può sbagliare una candela vergine, può pensare che si sa io. Se quando spaccia questa candela, fieda spacciata sul gioco. E quando inizia su monte, a inizio, e i voisi del suo sindaco ci arruiano a Sanremo. Ci arruiano a Sanremo, e io ho fatto su monte, ma non io ho fatto sparate. E si spondono, e i voisi ci arruiano a Sanremo. E quando in 2 secondi momenti io ho fatto sparate. Quindi noi siamo stati abituati a andare ai ponti romani. Uno anda per dubitare, no, ma è questo che manca, ne manca 2 a Roma. E noi c'è Marcello che uscì. Sunda. Sunda manna. Sanotti dei demoni. Sanotti dei demoni, Sunda manna. Che gli ha piegato tanto sparato, gli ha piegato. Poi si spara adesso sul da mano, giusto Massimo? Sì. Sono ponoso, a usano, sono da santo sparato. Non era un noso non già regodato come in un sono da santo sparato. No, 1892. 92. Ma il primo che era stato, cioè mezzo demolito era nel Ma cosa via 1800. prima dei cosa via prima? 1892. Poi ce n'era un altro, quello che Mio nonno aveva 14 anni e lui mi ha raccontato tutta la storia. No, quando vi avessi io in canto via sul centenario, io avessi io il sogno esatto. Io riportavo il sogno esatto. Uno non ci fa il conto, ma è questo buono. Poi c'è molti stati tentativi dell'arrangiare e nessuno ci riesce ad arrangiare, nessuno, tutti i tentativi sono andati a vuoto. Quindi già in Mengusi evidentemente non interessato a nessuno sul suo mondo. Però come questa opera è stata rasa e è un simbolo. È parlato come un simbolo, cioè addirittura fino a del suo monte romano. Del romano e noi commentano Ottavio prima c'è tutti sterma romana in cui da Santo Lorenzo, poi te che tutti in cui poi che passasse a strada che da Castello andava fino a Manda e Olbia, da Piallotta Olbia. Quindi è evidente che il romano su a parte che pianta gente in questo periodo, pianta gente che dispragia a si spaziare. Quindi no, e quindi non ho capito su quaderno, sei no. Non è più spaziale. E arrivato questa sterna, poi un canale in rovina, come andare in rovina certo di ora, ma molte stati abbandonate, mai sistemate. E quindi è stato più su, dice, chi ne vedi, non c'è nessuno che va a dire una propaganda con noi a visitare gusto, eccetera. Ma non si spinge neanche, è come la chiesa di San Saturnino, già non si serrava di segreteria. Noi forse c'è Non ci sono spinte da parte di poi che evidentemente non ce n'è un nulla dei gusti, non ce n'è un nulla, ad esempio, questa cosa così importante di questa ecclesia, poi è una questione Damiano, ma questo non lo hai, questa cosa così importante. Il soggetto che ci via da Stezio e tutto sul 1800 tra questo nobile, il Cavalier Manca. su Camposanto. Su Camposanto. È un contenzioso, quanto è durato? Mi pare 40 anni. Un contenzioso, poi è inutile che da una via, l'editto di Saint Cloud, non hai sta demonio. Quando Napoleone andava e Camposanto deve si fatto da una certa distanza dall'abitato per l'igiene. Prima i motos sono erranti in Grecia. A Gire Sagresia. No, inizialmente ai 3 Scresia appunto si usava. Ma voi a Gire Sagresia, infatti, su Gimmittorio, no? Il Gimmittorio vuol dire è il cimitero in italiano. È in sul terreno
dessa Grecia e non vi è su Campusano. E questo non ha detto che noi siamo dovuti sapere questo demonio del cavaliere, dovuti sapere una fragente puta errore quando che di dorre su frago dei morti. Di dorre su frago dei morti, noi siamo sul terreno in profondità di mediamente con tutti i demonio di una pizza del satro. Evidentemente tenia da regione. Però se Io tronco gomma. come si difende il suo consiglio, no, questo Camposanto, evidentemente vi attento bene. Noi abbiamo bella matta e bello sfrori. Addirittura è uno dei giardini più belli che c'è in Sardegna. Un giardino. Cioè, fii attento come è un giardino, però vi è troppo accanto. E quindi ci è passato anni, decenni, prima che vedessi ti sono Qui sono manca. qui sono manca. Prima che vedessi ti Che cosa non era avuto con noi? In basso del Santo Saduro tra Giuseppe Goga e... tra Giuseppe Goga e infatti in Aranta su comunale. E insomma, non si punta mai lamentato. E Scoghe se si lamenta questo che Scoghe punta cruza a campo, sai, su Camposanno. Non si punta mai lamentato e questo si lamenta. Evidentemente... Sia ben tu buono. infatti non Aranta, noi essendo di altura subito le esalazioni vengono trasportate, venivano trasportate fuori del Sabitano, no, dentro del Sabitano. Evidentemente niente regione tutto il giusto. Su Camposanto vi è troppo accanto, quindi l'esalazione è pericolosa. Tenevo su spettatori magnifici. Allora, Un visito pure sta ascoltando. Che bello. E quindi, per ringraziare di voi, le cose che usano non le ho mai questionate. È evidente che poi diventa difficile, o amministrazione pure a fare con la propaganda, con cose che tengono, ma questo te ci viene di noi, te c'è stato, te succede. Poi le cose si tramandano da Dio, ci te succede. E noi succede a questo, noi siamo erranti molti, e poi un po' meno dentro. E questa cresiera è 1100, poi cresiera romanica. Dopo da Savini. Non ti questiono brutto, non ti questiono brutto. dei esterni, siamo entrati dentro un anno. Paolo, Ma da chi ha preso il nome? Quanta la zona? se capevo è un zitto, se non si capiva. Sta zona. Per una rete che prima Pierpaolo Pierpaolo innanzi che giustamente che questa strada è una delle 4 strade che erano state fatte realizzate del Romano. Una delle 4 passava partendo del Sesto, passava in Agro di Ussana però ancora non esisteva da no. Ussana poi Salannai e Basannai lui dopo come è arrivato, noi siamo arrivati, c'erano vari villaggi, no? L'Artonello, Santo Ilonzo, Santo Vede Tradori, era il tempo che sono scese in Noce di Alsacco, qui c'erano le eminenze, le alturine, infatti se Grecia del nostro Saduro l'hanno fatta in una collinetta, in un regno, non hai una no che devo, però mi pensammo un po' anni dopo pensammo, ma volta no, accanto che voi avete fatto parte di questo mandamento Doria, no? E poi Tanosu a 6 km del desertiana fu dato è completamente diverso il parlare nostro del sud desertiano e del sud Giuseppina, cosa dici? perché a un certo punto è vero e siamo vicinissimi. Tu puoi suonare. Beh, io non è che io ho questo, però e pensavo grazie a un certo punto ma non c'è a forse se mi spiego voi tanoso vuoi da su casi come te s'ammazzaie e casi come te se norbi
che noi suonerà su gusto del Sahel, con il Sabì, noi suonerà Pava, a usano Pavia, non era Pavia, no? Invece loro a Serdiana per esempio usano l'aereo, perché evidentemente gli scambi avvenivano e quindi anche il parlare. Nell'asse, nel senso lungo là, chi voi dopo San Lorenzo, noi se ne andammo a San Regento, dopo San Mazzai, se non via, e poi andiamo su giusto poi adesso uno. No, non è poi adesso, No, est. Io, siccome io non l'ho letto da nessuna parte, è una cosa che No, a un certo punto a dire, mi è balenata, ma San Regento è giusta. Noi siamo vicini. Allora, in noi c'è denai gusto, non si può di casa, appunto noi ascoltavamo a Racicchetti, noi a Napoli, tanti barreconi, a Racicchetti coglioni, è perfetto, se ricordo bene. Poi te noi l'ompia, sa corriera, che partia le mandas, batti sa corriera, batti la manda, questo a inizio del suo gente, quindi figura dire, a inizio del suo gente. Sumo Stali. Quando l'ompia sa corriera 9 aprile, che da là non è, che c'è una enunciazione. Però in tutto sotto gente usano dei documenti che avuto in archivio, dei documenti di archivio, dove è scritto questo, proprio troppo bello, dove è scritto Usana è un paese isolato, manca di strade, e poi su che hanno noi, che sabita più importante Bonoso, sabita più importante Bonoso e Doglianova, però strada per Doglianova non andava a fare. Che mi fa strada per il Pontonore, ma No, ma già ovviamente, ma c'è in sangue, ma c'è la ferrovia, no? È di vari pago. non è la ferrovia, via andare a Sesto, strada per Sesto non deve diventare, andare a strada del Sesto, andare a fare una strada che passi da Sesto in questo periodo, è troppo pericoloso, perché non riesci, cioè che dopo di antesse malviventi. Sul bosco, infatti, sul bosco. Sì, dopo intesse malviventi. A tal proposito, scusate se interrompo, No, è bello, però mi piace così. Anche voi intervenite, non ci sono problemi. E mi ricordo, sicuramente il babbo mio ha fatto su carrettone in rivuto. È un punto pericoloso, passando per la Carlo Felice però, in cui Castiai, su stradone in mano non via da 621, su stradone in mano via 628, Sì. quindi potrei a prima non oso passare e noi riducevamo su stradone in mano perché era il più importante per noi quello, non era la 131, era quella, la 128. Poi non ti si è stato sparato. Stato sparato e da contatto si ottenuto. C'è stato un grande personaggio che andavo a insegnare a Sassari, è un studioso, grande uomo in questo senso, un grande studioso, docente universitario d'Esprimo di Sassari, Francesco Gemelli, che è uno di Sardegna, insomma, la conosceva bene. Io paragono a Usana che santo sparato, e noi per te. Hanno santo sparato ci arrennesce, non solo a coltivare l'immoggio, ma a esportare a usano nulla, siete esportati. Evidentemente già il santo sparato vi ha sistemato meglio. Ed è come che adesso che dopo scoprì questo demonio del documento del archivio, è proprio questo, cioè l'isolamento che ho sempre dentro, che ha sempre dentro usa. Scollegata, non si deve più pensare. Comunque Santo Sparauro ha avuto dei periodi bruttini, quando Marcello non ci dà tutta poca cosa, non erano tempi quelli evidentemente. Poi Ma Marcello ha scutendito, no? Sono andato via perché non ho accettato la carica di questa cosa più importante, l'uomo a Castelli. Mentre andavo in Doglianova, adesso per Robbia
E se non si castello, si andava, andava, piccarsi su questa corriera, andava a decimo mano, e a rotto di guarda, ciò di potete strada, non sa come ti attraversare. Quale periodo stiamo parlando? Di tutto l'Ottocento, perché è tutto l'Ottocento e anche il Settecento, anche nel Settecento ancora peggio. Nel Strade Settecento bianche? Strade bianche? Mulattiere. Quando stai strada, usano mulattiere. E di strada come devi andare? E poi si immaginava un carrettone, 67 o 60. e poi si immaginava un carrettone passando a parte sul fatto che si state immaginate a documentare 40 gradi un carro o vai 10 km canto ciovira ci via gente si muore in viaggio e noi fava e meta morendo in viaggio cioè non lo pianta insieme con sull'udo a noi è andato carrettone fiato problema poi usano fiato problema straordinario. E infatti usano è stato uno dei vita promovati. Non scelti voi gusto, ma perché via zona malaria, che via San Malaria e quindi questo ha condizionato, voi ha condizionato il suo sviluppo. È evidente, ma questo non veniva. E il medico non veniva, non veniva il medico. Dottor Gervasi ha aspettato che finisse la pandemia e poi veniva. Sono qui. Non veniva, porta di via. Questo Martis e Caschili, che hanno antilassato queste donazioni, antilassato lascito, poi va a scuola a Usana e poi va a scuola con Spicciocchetti. Questi sono 1707, un lascito per i bambini. E noi si va a questa scuola. Questa coppia, questi non avevano una coppia di benestanti senza figli. E questo diventa la Saudotto. Quando è in paradiso. La Sendinauga, tutto deve andare per l'istruzione, no? Questo è. Andata a Sagresia, diventa donato ai padri mercedari, Castello, però è depianta. Questa istruzione che deve dire in suo periodo, è ovvio che deve dire per il migliore. Sono proprio in vice parroci, potete arrotondare, lo stipendio del vice parroco poi arrotondo sul stipendio del paese, in modo che si può avere sempre in economia. Un comune, i cittadini di niente. Prima sono scompunti tutti i poveri e poi e il santo sono tornato qua non ci viene l'assistenza chi ne veniva ci viene da dentro figura che si narrando ciarlatano figura diventa il flebot questo tirando a denti, si va diventa sangria. Beh, direi denti sferreri pure. Il sangunello. O direi denti se ci mette sferreri pure. Quando qualcuno no, è bello molto che poi ti nomini pure, addirittura uno dei gusto il prepotto che narrante Francesco Dore viene a Francesco Dore. Quindi, e non viene scritto, operava anche se orbo, praticamente viene super operato. Però c'era la volontà per fare. Salvazione. E di vari Veo dei gusto non fare. Perché erano venuti? Perché sera? No, forse no. Si diventa prezioso. Era un paese, si mi ha dimenticato. Allora, e noi ci viene. Questo è sempre dei nostri documenti. Giova ricordare che Ussana, prima di essere feudo degli Amat,
apparteneva a Don Raffaele, marchese di Albis, che morì quando aveva appena 13 anni, 15 marzo del 1788, e fu l'ultimo marchese di Albis in casa Manca. E questo che narammo prima che si lamentava sul Campusano. Alla sua morte tutti i feudi, compreso quello di Usana, passarono sua sorella Donna Maddalena, sposata con Don Vincenzo Amma, marchese di San Filippo. Uso mi piace un po' qualcosa, non voto via Marchese, voto questa strada nostra, via Barone San Filippo. Voglio state tirare, via Barone San Filippo. Il Regio Patrimonio stabilì che i feudi in questione non potevano passare a una donna e li assegnò quindi a suo marito. Donna Maddalena cessò di vivere, eccetera, eccetera. 1814, anno in cui cedette tutto il patrimonio a Don Vincenzo, suo figlio, suo primogenito, barone di Sorso, barone di San Filippo. Perché le donne non potevano ereditare, potevano ereditare i maschi. Che lì possedette fino all'abolizione del regime feudale. Uno narra il regime feudale, i somiglioti uno andò a studiare, studiava nelle scuole che sul feudalesimo e durava fino all'età moderna, fino alla scoperta dell'America, e noi sul 1800 sul feudalesimo. E purtroppo via da Icci. Cioè è via un sistema feudale di produzione. E torniamo al sistema feudale di produzione, che terra veniva coltivata in comune, non in comune, in comunità. E ci vieta, questa terra coltivata in comune si narrava con questo termine, poi va cercare subitazione, a Sasatra, subitazione, vitazione in italiano, subitazione. Addirittura qualcuno un'area, qualche studioso un'area che deriva da antico romano abitazione, cioè sa villa dei romani e quindi sa terra col salario, abitazione, abitazione. E via si coltivata con un sistema di rotazione. Così semia su trigo, è evidente che su trigo hai di sostanza, ne mica troppo sostanza sa terra, con cime non ce ne viene. Che non sono naturali, che hanno a pasci. I poi si va su servizio solo, e con cimanta, con cime naturale, ma che uno semia due volte su proprio terra si resa via minima. E quando ci viene il sistema di rotazione, quando non veniva coltivata si narrava A cottura. oppure su termine che si impiegava via da paverile. Addirittura invece un altro su poporito, cioè questa terra povera. Ed è coltivata cosa su bestiame, che serviva a pago terra, questa terra mancano fessi per riccameta, produceva su coraggio con il bestiame, su bestiame. Vabbè, a un certo termine a capo con i terrenati. Il feudo era così costituito, molto bello questo. Feudo in denaro 278 liras. Vino in ragione di mezzo scudo, pagabile da ogni possessore di bottega o taverna, lire 7 e 9, cioè ognuno deve pagare, toccava pagare sul barone, toccava pagare. Diritto annuale che per essa dà alla comunità lire 12. Diritto di versa al maggiore di prato, toccata a pagare, poi spratto pure, noi spratto su papà. Suo padre. Suo padre, i tazzoni, poverini, suo padre. E poi ci via Susato, che io vi andai, Susato, via da terra attesa. Infatti quando noi su una rata ancora, andavo a Susato, come ti chiede per andare a un luogo atteso, andavo a Susato. E quello viene da Savastura poi, su bestiame, iniziati in 40, bestiame rude. Non che fessi in marcia, là, poi, che demora in davanti. Bestiame rude, ovviamente, che non fia da bestiame di traballo. Ci viene di volta. I volti di traballo viene non uso bestiame domao. Questo viene podiante accedi
poi accedi, dopo che hanno fatto la coltivazione, la raccolta del sudrigo, poi accedi vinza di abitazione. Donne attenzione, naturalmente, e hanno dovuto fare entrare il periodo che il sudrigo non è ancora messato, evidente, se no calpestante tutto. Immaginai quindi un sistema di produzione di AIC in volta, dobbiamo commenti collego, potete inizio questa ricerca questione del subbarracellato. È evidente che un sistema di produzione di AIC non ci sono recinzioni, le recinzioni 20 dopo che 20 serrausi i feudi, l'edito delle chiudende, l'edito delle chiudende, ma intanto prima dell'edito delle chiudende il terreno fiantadotto senza di recinzione, è sul bestiame. Intanto è in lotta tra contadini e pastori, è ovvio che ci funti sempre stati i pastori, ci brindano e chi da via. E intanto Ussana tenia da bisogno del suo barracellato. Il barracellato è un'istituzione puramente sarda, è importante. Questo è straordinario. Se andava a bere, noi non c'è troppo posto in un altro luogo, se andava a bere, in discussioni che i politici sardi hanno fatto in Parlamento, poi sul barracellato. Ci viene questo che dobbiamo abolire e questo che non dobbiamo abolire. Che dobbiamo abolire sono proprio questo continentale, sardo dobbiamo già tutto con costo per lasciare sul barracellato. Per comune non durerà, però ma per comune, per rendersi idea, per comune. Teneo su a lei che è sarda, che promuove due istituzioni che funzionano. Da noi si votano, ma il barracello sta andando furantissimo, no, non è vero, siete responsabili, adesso manco adesso chi si è accattato gli archivi usano pieta, o su barracellato pianta onesto, si pianta prodotto in suo agente puro, cioè non c'è mai stato un contesto che non ha fatto uso della barracellato. E quindi sul barracellato svolge una funzione importantissima. Questo finza dal 1853, no? E poi dopo no. Si tornava a costituire in 1892, quindi più di 40 anni senza barracellato. Una poeta, che è sul danno romano di Sardegna, su voto. Il barracello viene responsabile se adesso voto. A un certo punto non si torna d'accordo. Un barracello, no, non di Casti ma di un altro, un barracello deve essere responsabile praticamente, personalmente voto. Cioè esso deve restituire in caso di danno, deve restituire sul danno fatto, sul danno causato al suo proprietario che si assicurava, finza con denaro. E sai questa non si può bene più. Purtroppo sul fuoco è stata una calamità tipo la Sardegna, ancora. Immaginate rinzandosi, che ricostituisce la compagnia sul 1900, su problema più importante, che all'idea. Oh, ma questo articolo di due cancella, che devo fare sul barracello, questo articolo di due cancellare, no. Santo. Addirittura gli hanno proposto questo. Gli hanno proposto degli incendi, degli sfai vagai a tutta la popolazione. De dividi questa spesa e te vai pagare e poi te che ti ha fatto ci dotto punti responsabili sì? E sa che uno bida uno andando a fuori poco lo denuncia subito e sanno si viene gattare una specie di compromesso pago lo con il suo comune pago di controllo regione eccetera eccetera però
quando ci narranta ci va il barracello, uno a fare sul barracello che non ci via questo di convenia, potete soltanto romano via sul luogo. Tanto è vero che noi per esempio, questo è troppo belligedo, questo picciochetto che viene andando, non c'è tutto questa zinta, nel lontano 1851, in via Castello. Via Castello. Via Castello, via Castello. Questo bosco era, si chiama da Sesto, questo è via Castello. Giuseppe Nonnis, 6 anni, portato i boisi del suo sindaco a Pascia. A un certo punto è andato due soldi vedrisci, due soldi vedrisci, e dal lutto con due lumi dal lutto poco, così poi scallentare. No, poi scallentare e poi arrostire due sfagelle, sa fare. Su poco del fuiva di Cegliagosto. È stato giustamente, sanno quanto lei toglie 9 dove via da su giudici, del sul mandamento, giudice mandamentale, dove via su giudici, e questo picciochetto ci andava a votare i gusti. Io andavo a periziare, si vede scialare. Sul giudice era il magistrato, il ragazzo invitato ad esporre la dinamica dei fatti dichiarò che l'incendio venne provocato da uno zolfanello che gli cade dalle mani inavvertitamente. Il magistrato prese per buona la sua deposizione e non adottò alcun provvedimento contro di lui. Sappiamo però che in seguito a questo incidente Giuseppe Nonnis, Giuseppe Nonnis fuggì a Cagliari e nessuno ebbe più notizie di lui per lungo tempo. Poi ne tornò, morì a Usana, povero come era vissuto, nel 1897. Anticipò le spese per il suo seppellimento il signor Littera Martis Antonio. Questo se fu io, è evidente a Timio, a Timio Voita. Timio Voita. Il giudice non la condannava, era come che non mi condanna dai gusti. E noi sul danno c'è. Prima appello già a Barracello, se muoio uno mi tocca da anticristiana in mano. Tanto che lo conosco nessuno. Fida su Barracello del Don Roberto Siotto. Sì, Don Roberto Siotto Pintoro. Amico del suo re, che è grande nome. A me questione dei nomi non mi piace. Ma questo pure tenente a Mesusa. Io da Mesusa. Pensa che sarà anche sul governo, pensa a decenni fa era chiamata, sarà anche sul governo, poi quella che oggi noi chiamiamo Agris, corsa via, sarà anche Siotto. Sarà anche Siotto Pintoro. E poi via Don Roberto. Sarà anche Siotto. E viene addirittura questo Don Roberto, via da una commissione dei giuristi a Torino, noi che vedi questi gente, di gente nuova, usano via prena di gente nuova, no? Pure ci punti cose importanti, c'è la crisi a mano, ci viene nobili. E come devo arrivare sotto questo dove sarà? Brava. Quando ha punato le dito delle chiudenti, e che hanno comprato terra? Non ti comprai se ricco, mica spoco di terra. E ci hanno punto arrivato tutto questo nobile. San giusto. Questo è Demetriusella, che è via da Ricco, sì. di via del Zampantarello. Cavalier Sedda. Sì. Che via da Donna Maria, via da Demetrio via. Suo babbo è De Sisini. Suo babbo De Sisini, aiaio di Donna Maria. Aiaio di Donna Maria. Sì, ma loro erano diventati don perché erano... Era cavaliere no, aspetta, non perché erano nobili. No. Cavaliere Sedda. Dillo. Cavaliere, via da Cavaliere. Sì. Via da Cavaliere. Per merito sportivo. No, per merito. Che stavano su. Erano
mi stimola, da voi mi vedi, ma No, ma andaventi Dici. vorrei che si accodasse anche qualche altro che non sia ma solo ricordo, Mariella. potevi venire, ma ricordo. No, sai perché? Con Pierpaolo, siccome Perché così, perché così Ci sarà balanzo comune. Quindi, anche perché io quando ogni l'ho cosa, fatto Mariella così. lei ti ha pagato, viene a ragionare. Lei ti ha pagato, ma è da ragionare, quindi queste cose non si scivola. però voglio, scusa voglio prima perché facciamo uno stacco, voglio che prima che torni da piegare su Sonetto, Emilio e poi c'è. E continuiamo. E Pierpaolo, voglio che lui, siccome Pierpaolo è sfrustare in topo d'archivio, topo di biblioteche e Pierpaolo è uno di questi, no? E ho che due conti, devo usare relato che ha fatto guardie agili, quindi aveva scoperto e il relato ti ha descritto che... E me ci dai sto scanto, No, Tocca contare a poi dopo per il suonare, dai. poi sta quando queste cose te le mi Tanto sta gente non è stanno lì lì. Aspetta, posso... danaro tuo, danaro te. Aspetta, prima di andare a commettere del sciudello, certo gli ha fatto. No, certo, è tu che mi dà contare. Ma due cose che ha sagattato, è documentato tutto questo, no? E sappi a costo, cosa mi sta spiegando come te che hanno superato Serrillo. Ma aveva relazionato. Aveva relazionato via dalla commemorazione ai caduti. Ai caduti via da... Allora Armando Diazza. Armando Diazza. Gli ha piegato su comando. E noi nel fiume Giarra Giarra strisciavamo come ziringoni. Questo gli ha fatto questa commemorazione. Tu sei al piano. Tu sei stato barraccello. No, ma Saghinara Modeno è corsa, via. Vabbè, Ma su slovo bio te non so tu, lì è. Allora, mi devi raccontare di quella relazione che tu gli sta gattata. Documentavo è uno che è questa guardia, una guardia campestre, una guardia del Sarce, non mi ricordo bene, che era stato sorpreso andando, quindi si scuita, e se ne andava fiume, e cioè a Rio. A Rio, in Sardegna, quando si andava in Sardegna, se ne andava a Rio, no, non guardare, è a Rio. E lui in italiano aveva scritto che l'aveva sorpreso andando fiume. A capo qui in gusto, e poi tornò a sua se no mi disperei. Sì, giovia da Faccio 5 minuti e poi riprendi il suono e poi riprendi. Femmonelli, o Barraccello è diventato famoso, no, ma non lo conosce nessuno. Poi adesso qualcuno che deve rappucciccare questo termine sacro, ma non l'ha pagato. Saccaio dell'Omincio. Saccaglia. No, Saccaio. Ma forse il Mincio. Certo, tanto gusto. Saccaio, questo uscita per dire, questo via Srevidori e Don È Roberto. stato affibbiato a Ecce, a proposito, Saccaio. E ma di notte per dire... Saccaio non esiste, è il femminile, Saccaia. No, ma di notte per dire questo. Questo via da Srevidori e Don Roberto Zio, pittore. Questo quando via Barraccello, vedi su Barraccello è controllare Ciazziala a questa campana del suo campanile. A pezzo del suo campanile, tu descrivi me come... È controllato. No, portata, sta gamba 20-20. Non è mai avuto però, sta gamba 20-20, andai poi da ammazza, sta gamba 20-20 è controllata. Gli schicci in 30, muraia, campo può dire, anche pure mai sono a cantare, ci si stava a dire, finta fatta.
stato un portiere o all'Epa, Manamana, a tutti che veniva già puntato, chi è che entrava in chi è? A sti piedi pure. Tant'è vero che quando mancasse la compagnia per racellare, e ti hanno fatto, questo poi contavo te una cosa insomma, belligera, era pagata belligera. Si è appunto riunito tutti i grandi proprietari, e già hanno molto questo hanno tutto questo grande Sannoris, una rausecci, io andavo posto la scitta e ci ho attaccato il lettere con suo nome in testa. Con s'accordio, esprimo dejo che bessianta io tessimato su barraccello, i proprietari. Tra questo che bessianta, dopo si otto che torno. Devo un gommi, e chi ci ha posto a Saccai, rivoluzione popolare, in cui si è stato in gamba, questo Demetrio Zedda che vi sindaco, no, tu hai russo, dopo no, succede questa. Infatti io telefonavo a suo giudice del mandamento, no, che poi in corso succede una rivoluzione, si deve dimentichi tutti. Telefonavo con te? Come, un obbligo come a me a fare super raccendo, ma c'è non mi riesco a dire, un obbligo a andare a fare super raccendo. E il santo non si viene adorare di missione tutti. E via da barra senza de compagnia. E uno di questi voleva guardias. Oggi ho l'ubire. Voleva guardias. E che differenza c'è, oggi interno, questa differenza c'è tra guardia e barracello. Poi tu saponavo, su barracellao è tipico di Sardegna. C'è una differenza. Castiadori, Vieppa. No, su Castiadori È un'altra cosa. Castiadori Un altro corso, Vieppa. Ehi, ma Castiadori pure. Guarda a campo in italiano. Eia, no? ma sa differenza, sì, sa differenza che alle sa differenza. Castiadori, guarda a campo. Ehi, ma sa differenza. Questa compagnia No, barracellare la c'è in differenza è Sardegna, però. francese. Ma Marcello era Castiadori. La differenza è francese. sì, ma infatti stessa no, volevo Castiadori, volevo guardia campestri, sì. Oh, su Seriale Barracellao come è noi. arrivato dopo millenni. Date buio. Si può suonare dopo? No, Posso fare? No, devo Castiadori famoso. no, aspetta, poi tempo non vuole essere, ma potete aspettare, poi intendi questa differenza. Questa differenza è semplicissima. Mentre a guardia, lui da vaga lo controllava, come responsabile. Su Barraccello è una compagnia di assicurazione e quindi adesso danno non risponde, cioè deve rimborsare. Un castiatore non deve rimborsare, è un guardiano. È pagato. Chi è pagato su Castiadori? Certo, e su Barracellao è una compagnia. Su Barraccello non le piede vai. E poi, Era una cosa. sei Castiadori giovane, Senza ma su Barracellao. ma quelli come sta dicendo Pierpaolo, quelli erano pagati. Su Barracellao, Su Barracellano assicuranti bene, io pago quanto mi tengo, e non c'è pure, tutte le assicurazioni. Posso dire pure che usano, a differenza delle altre vite, tengono assicurate i domus entro l'abitato, le case entro l'abitato. No, sino a qualche anno fa, noi in certa domovecce abbiamo ancora placchette in latta, la fondiaria. C'è ancora. Calicula c'è ancora. C'è. Bene, Pierpaolo, conclude questa. Questo Barracellato no. Capateo su vai uno A stacchetto. differenza del suo che andavo di Barracellato esiste, c'è un studioso sul Castellaio, c'è un studioso Castellaio, anche grande, e andare su Barracellao addirittura lo fai di risalire Al 1700. Al 1700, ai Longobardi. Il suo diritto dei Longobardi su 20 città. Poi, a volta che noi siamo... L'istituzione in Sardegna comunque nel 700.
Anche prima. Addirittura questo i parlamentari che ho visto abolire su Barrancellao, lo vedo abolire da mais tempo dei aragonesi, ci viene nella carta dell'uomo, quindi su Barrancellao è antichissimo. Poi certo, si modificava tanti fatti statuti diversi, però come istituzione di controllo del coltivo sul comune esistono molti termini. Ad esempio, tentura e macchizia. Tentura, via sa tentura del subbestiame che ha tanta vascendi in due coltivazioni, lo sequestranta. Un pascolo abusivo. Fa niente come il Longobardo, stava dentro il Longobardo, un bocciante, che non vi si assumere un bocciante, un macellanta. E a suo proprio va niente gusto. E macchizia evidentemente può tenere su bestiame dopo. De pianta pagare, c'è stato 13, quindi paga questo servizio. Bene, tocca. Che Pasia di è la serata dove siete in tanti, siete numerosi. E questo mi fa di me da piacere, penso che faccia piacere. Marietta, impiccionai a silenzio. Sorre mia, sempre cristianetti. E Lucas penso che faccia da piacere in me ha usato pure. Poi questo zattoso lo sapevo su via Icci, di piantandare di Icci, servito un mio via Cussa, idea mia, de vai arrivare gente, de questionare, de si confrontare, de vuoi dare, ognuno vuole intervenire, con solleciti, e siamo a metà preciato di questo. Si ricordo che l'ultimo attovio ad accadere c'è una preghiera in nome di Giuseppe Naccarti e Nino Marcello e dunque sapevamo che c'è una lavoro e la speranza che ci sia tutti, ma c'è appestato e noi ha chiesto da lui espressamente di vuole intervenire Damiano toccando un argomento, parlando di una pagina di storia che ci interessa particolarmente a noi lusanesi, è rimbalzata anche prima, è Santo Sadurro, ed è Santo Sadurro non sa da fuori. Questa Santo Sadurro 1 è una di quelle scaresce, Santo Sadurro scaresce, questa chiesa
Pensate che San Saturnino a Ussa è una chiesetta che è del 1200 e in Sardegna di questo periodo è una chiesetta mera. Pensate che in mezzo di questa spago scresa c'è questa chiesetta scavutata, abbandonata. No, fra poco del 22 rai a ponna a posto tutto. Speriamo, un buccato a santa. Sì, ma quanti anni è chiusa? Di più ora a meta. Anzi. E dunque che Damiano Cappone sono messo a domo, mo' già da fuori da Aspetta, che ce l'hanno da fare, ma per ora non si stop. Allora, ciò che è il silenzio che a noi è una cosa troppo importante, mi stai troppo a corpo questa me di questa cresietta. E io so comprendi, prima di tutto, quando stetti a fatta Santo Sadurro. E poi testi non si invita a narrare Santo Sadurro, non narrare San Saturnino, narrare Santo Sadurro. Prima di tutto, Ussana, detta deriva da questo nome di Ussana. Ma è andata sul latino humus sano. Humus sano. Acqua sana. Acqua, terra fertile. Poi deve venire il suo canonico Giovanni Spano, grande canonico, grande archeologo, ha descritto il nome di ogni abita della Sardegna e suoi documenti dei arrivati del nascere. Poi usano a Augusto. Sa radice us o urs è una radice fenice. Non è manco latina, quindi ogni canoso in vita se precedenti pure ai romani. Il romano, come tornavo prima Ottavio, in noi in vita, ci stanziamo meta tempo. E sul fatto che anche creavo isterma romana, ogni che noi in vita vedo un punto importantissimo. Perché il romano va diventa isterma dove te niente cosa vai. E cosa vai, ogni che significa meta. E infatti che noi andiamo a introdurre Santo Sadurro, agattavo colonne romane con capitello corinzio, che è molto probabilmente ben tipicato dentro le sterme romane. Ma non scetti i capitelli. Non scetti che si regolare, si cresi a manna, dove vedo un sarcofago. Un sarcofago di Avipia, che ho i vari di altari in Santo Sadurro, con due leoni in mano che vanno del basamento. Quindi che ogni termas è un grande sarcofago, che ci viene romano ricco. E che quindi vedo un grande centro. E purtroppo, come si narra, purtroppo, e noi andata già tutto in oblio fatto. Ci ho raccontato tutto, poi non c'è stato controllo e compagnia bene. Torreo a Santo Sadurro. Chi andava a sapere questa struttura dal punto di vista statico e ingegneristico, scusami che guardo in fuoristeri, due punti certo particolari, chi stabilisce che questa prima gresia che è stata costruita in cui fia da copertura a botte o a carrata. Questa copertura a botte non è fatta dei vittorinus, ma vi ha fatto dei bizantinus. E di fatti che non hanno controllato su questa gresietta è fatta due navate, una centrale e una laterale. Però c'è un'altra cosa pure importante che nessuno sa mai controllare. Questa gresietta ha due ingressi, uno avanti e uno sotto. Poi ha due ingressi. Un ingresso può sul rito romano, poi su sa navata pitticchetta, che piedesti sempre a destra di chi brinta a cresi. Mentre sul rito bizantino devi portare sa navata pitticchetta a sinistra. Quindi tenia su doppio ingresso. E quindi ogni naga questa cresietta non è del Sanno 1000, ma è precedente a Sanno 1000.
volta a botte, in due ingressi. Quindi non esti i Vittorinos, tanti trasformati a questa cresietta. Me da sanante casa cresietta Santo Sadurro e dei Vittorinos, non è vero, non è dei Vittorinos. Poi che andai in archivio del Stato di Castello o in archivio della Curia, non esiste nessun documento che attesti di Cassa Cresietta di Santo Sadurro e dei Vittorinos. Tanti donati ai Vittorinos in custodia e quando i Vittorinos tanti picati in custodia, tanti trasformati tutto, tanti sciorroccati sa volta a botte, tanti vostra gravettura che qui scapriate. Chi noi punta ancora non so che noi siamo a noi, niente da PS. Quindi tanti trasformati. Quindi tornare che questa cresietta non è adesso 1200, ma probabilmente adesso 800 su 900. Quindi è prima ancora. Quindi potete immaginare su beni di neonoso, porcaccio Giuda, mannaggia la miseria, che non da neoso manco valorizzato. Dopo che si incontrano su Vittorino, su questa cresietta che la cantano a Rui, e scetti sul 1972 hanno fatto il primo intervento per da di restaurare, per da tornare pago pago. E scavendo a giro a cantavo, fosse comune, fosse singole, ma questa cosa più importante non si è agattato, il fondamento del suo convento, porta a fianco di questa crisi, adesso, noi è sempre sul convento. Ma purtroppo, in questa via succede, anno prima, io hanno fatto grande scavo, poi su rete che ci vede in quest'epoca, voglio fare un ricovero per gli anziani, e ti ha fatto, mi ha sciorroccato tutto sul mondo, poi a giro, mi ha sciorroccato tutto, quindi ha distrutto effettualmente dei beni che dovevano in cui su. Quando gli hanno fatto su scavo o sul restauro, hanno agattato questa piattaforma in cemento armato che c'aveva a Sepaca, nel 1972. Non certo c'aveva un buon toppico, un manno come tua nave, poi di sciorroccare questa cosa. E infatti strabalzo, invece di essere durato scanto un mese, è durato già un anno, questa pianta smobilità questa cosa del cemento armato. E ha fatto la piattaforma, tipo, lo so, il barile che deve costruire una nave, che voglio io. Io ho fatto questo intervento, e poi dopo quest'epoca, questa cresietta è stata opetta, è stata fatta, però averlo, se non tu intervendi in questo paese, averlo mi torna interrotto. Come tanto anno, probabilmente anche se dovrà intervenire, per un po' di salvare, perché è un bene veramente enormità, ed è un'enormità di come è una grande enormità. E quindi con me è una cresietta prima del San Luigi, poi non riuscivo a essere studioso, architetto, si canta a fare tutti questi studi, e buonanotte. Bravo Damiano, bravo. Andavo a sapere su nomini, poi te non si invita a narrare Santo Sadurro e non narrare Santo Saturnino. Sadurretto, esatto. Questo studio mi dà di inculcare, vediamo il ragionamento in mezzo, con Don Vincenzo Fois, suo zio della vita mia. Suo zio della vita mia è via un grande studioso di San Fulgenzio. Fu fatto potete venire da un parente che era Fulgenzio e ho via da studiare che ne via questo San Fulgenzio. San Fulgenzio via da un vescovo tunisino che via veniva in Sardegna verso gli anni 800 o prima pure, poteva essere stato esiliato, poteva essere stato un gattone. Tra parentesi, se no questo scetti, San Fulgenzio è su chi gli ha portato su corpo di Sant'Agostino in Castello. Questo San Fulgenzio, quando si via fuio di Tunisia, gli ha portato su corpo di Sant'Agostino, che via da Avarrao in Castello fino a San 1200-1300.
quando ni diventa Vurau, porta con su pretesto, ci diventa portato a Pavia, sul corpo di Sant'Agostino. Ci diventa portato a Pavia, poi nell'altra là che vai che appunto arrivando in moro su, e ci racconta tutto. Ni diventa suo corpo, quindi su imperatore in questo periodo, non mi ricordo che ni diventa pinniccato, funziona, quando acaba tutto, si scorreria, se gente di tutto il rauso, e ancora appunto di tutto il rauso. Riprendevo su San Fulgenzio. San Fulgenzio, quando vi arrivavo a Castello, io da Scipio di un martire castellaio. E sul martire castellaio fiera San Saturno. E infatti questo Santo Fulgenzio scrive grandi opere in latino, sempre in eredi di Santo Saturno. Mai di Santo Saturnino. Ma Santo Saturnino è un martire spagnolo che ogni tanto portava in Sardegna il Vittorinus. E quindi questa confusione vi è stata in cui Santo Saturno o Santo Vittorio o Santo Saturnino. Due cose che per me sono troppo importanti. Tutta questa crisi è Santo Saturno, non è Santo Saturnino. La prima è che se si entrato con Cuotta in sa cattedrale in Castello, noi esti a zuta di saltare maggiore, noi è un reliquiario. Dopo noi è reliquio da tutti i santi. E in questo reliquiario noi è il reliquio di Santo Saturno, non di Santo Saturnino, ma noi è Santo Saturno. Seconda ipotesi, che è questa cosa più importante, chi castigasi saltare maggiore di Bidda, al centro noi è questa figura scolpita di Santo Sebastiano, che è il suo patrono nostro. A sinistra noi è scritto M. Saturnus cala martire calaritana. Quindi toinai. Non hanno scritto mica Santo Saturnino, hanno scritto Santo Saturno. Quindi questa crisi è dedicata a Santo Saturno, non a San Saturnino. Non sono a Santo Saturnino, perché adesso scanceriamo a Santo Saturnino. Eh sì, con su scancerio ho posto Santo Saturnino, ma è Santo Saturno, Santo Saturno. Per me è questo. Un'altra cosa, questa crisi a mano, noi esti o all'astra, dai a ingresso di questa sacrestia. Chi questiona da? Un ringraziamento che va agli imperatori, a sul re gente che c'è in Sardegna, dessa torre di San Pancrazio. Non si avrete mai letto quella scritta in latino. Quella scritta in latino ci ricorda che questo re sta ringraziando il reggente in Sardegna della costruzione della torre di San Pancrazio. E anche quello è un documento di un valore inestimabile, mai non ti può dare mai nessuno. Me lo casti a me. No, vediamo sulle cose. Non scio come ti sia arrivata vita questa lastra, non si scia a fare un grande studio. Di ciò che si può studiare in architettura, compagnia bella, e poi fare bella tesi a pizzo di questo. Un altro grande cosa che tenevo su questa crisi a manna, competenze. Prima di serrai e mi voglio, noi un'altra cosetta, purtroppo questa cronaca è maledetta. E mi voglio ricordare questa picciocca che antimotto è stata cattata, tanta cattata sul corpo, su questa vista. Veramente. Un grande maledetto, un grande mascalzone questo che ha fatto questa cosa. Non sciughi adesso, però è un grande mascalzone. E questa cosa si deve accabbare, e non su uomini si deve accabbare, dei retendi e dei orli, sfemmia per forza. I saputo dentro la libertà. Grazie. Sì signore. Mi sei un fogato merda delle pazienze. Damiano. Sono sceso Damiano.
i castelli è una città con sopra Sallinica e Timia. Infatti è successo un castello. Ma i più esperti in Lirica non erano i sdenosi, erano i pescatori, ma facevano le opere a menadito, anche quando c'era qualche stecchina, anche sono dei professionisti, però anche loro investivano subito. E allora era successo quindi molta attenzione. L'opera era Cavalleria Rusticana. Cavalleria Rusticana è forse l'unica opera che finisce con le ultime battute dell'opera, è recitata, non è cantata. E Ducasa a un certo punto cos'era successo? Sciesi che ci sono esempi in riserva, i cantanti che vanno a sostituire quelli che come i calciatori. Quindi il tenore Turiddu era stato sostituito e quindi l'opera è andata sino alla fine. Però il tenore evidentemente è normale, tutti aspettavano il titolare, porca miseria, proprio a me toccava, proprio la serata dove è e toccava sta riserva. E dunque, un po', non è commento. Quando alla fine dell'opera si presenta la comare in scena, irrompe in scena e finisce la battuta è questa. Hanno ammazzato compare Turiddu, hanno ammazzato compare Turiddu, e di bessi uno di Viccionaia. O Damiano, cadu io andiamo, e Fiarona! Bravo Damiano, grazie. Io tengo a Borghi che non si intende, ti tengo Pensa che se fui su Sinzini, non c'è manco Sinzini, non testa. Saranno così. Dacci un'altra. Dai, breve. No, perché se no si sfridano. Si sfida se non devo che sta pessima, ma también
qui c'è filo di Svezia, filo solitario. Va bene, per me è una serata istruttiva. Per me è una serata istruttiva, io non sono di qua, non sapevo niente di questo paese, quindi Mi fa piacere che ci sia. Dai. Dopo attacco sta pompa e arruscio, Sarò breve, non un anno. No, io l'ho detto al ragazzo che andavo, io sono tocca per lista degli elettori, Feglia non ci deve lista degli elettori. Ahmad, Coghi Antonio, Noi era 1859. e sveglia quindi. Andando a questa guerra e dopo no, dice questo scemo. È una sempre questa entrata. Andavo a questa guerra. Aspettando Zeus, dai. Andando a questa guerra, come si diventa. Allora, il grano duro doveva essere dato al servo agricolo perché faceva un lavoro più lungo e più pesante del bracciante, il quale di conseguenza avrebbe ricevuto una minore quantità di grano. I servi erano il perno essenziale del buon andamento della coltivazione dei campi e lavoravano quotidianamente non meno di 18 ore. Di seguito, e cioè dalle 2 del mattino e per ben 2 ore almeno sono obbligati a tendere all'afforaggiamento del bestiame che si compone di paglie e fave macinate che va somministrato di solito a piccole razioni. Compiuta questa operazione vanno a lavorare in campagna fino verso l'imbrunire e tanto a colazione che a pranzo si cibano di solo pane. Rientrati dal lavoro rinnovano l'alimentazione del bestiame, come si è detto, e che dura fino alle 8 o alle 9, ora in cui, abbeverato il bestiame, se ne vanno a godere della frugalissima cena composta di minestra di legumi, erbaggi, con pochissima pasta e gran numero di pane. Tanto che si calcola per una persona non meno di chilogrammi, 1,5 di pane che consuma giornalmente e si limita a tale quantità perché pane di farina di grano duro confezionato alla casalinga, che se ai servi in specie non si mantiene l'inveterata consuetudine di concedergli non meno di litri 50 di grano, se non ha famiglia al mese è certissimo che abbandonano il servizio. L'agricoltura deve assolutamente abbandonare, con irreparabile danno anche della nazione. Non può dirsi lusso, ma necessità è utile, giacché il pane di farina di grano duro, preparato e confezionato secondo l'uso locale, è più nutriente e più gustoso che quello di farina preparato nei mulini. Quindi, questo via durante questa guerra. Durante questa guerra cosa succede? Succede che purtroppo, non parla gente per coltivare scavos. E santo sarà, ma tocca da dire, hanno richiamare qualcuno dei russi che fanno in guerra, poi te schifo niente a traballare durante questa guerra, non conoscete questi terreni. Quindi ci via una condizione di miseria in suo periodo, a Ussana, che via da spaventosa. Ecco là, Ussana è un paese isolato, era pagata, prima non era pagata. Durante questa guerra, su via Cattanta, ormai molte cose che sono uscite, su via Cattanta uno può dire,
ci viene addirittura ricette che venivano da Emilia Romagna, da Piemonte, con aiuto si poteva cucinare, praticamente cucinante di tutto, cioè di tutto, le cose interne si agattavano con usato, erba. È evidente che agattante pizza erba che non fa da pappai, e ci dà niente, poi conseguenze non diventa pizza chi via. Lavoro e brenda, una dite molto bacicato. Del repente non è lavoro e brenda. Condizioni terribili, sì. E ancora, come ti via, in suo periodo, subito, il suo periodo della guerra, bel spicciochetto della scuola, no? E schifo 80, prima per mostrare, e schifo 80, vienta, e schifo niente successo, cioè schivagando una certa quantità di imposta. In vita votanta 15 consiglieri, venivano eletti 15 consiglieri. E schifo 80 hanno potuto de piantessi su doppio di scriviante eletto, quindi ci viene 30 elettori, 15 di leggianta e poi ricambianta. Non è che dovresti votare come si fa di moda, ci viene sul ricambio, in italiano si chiama per cooptanta, cioè scadita, tu sei scadito, ne voglio su altro. Ma tu decidi il gusto del suo consigliatore. Uno con il sussidio e poi esatto, decidiamo da chi ne deve andare. E ci viene posto così. Poi fa in modo che tutti i grandi proprietari poi diventano sussidi, cioè cambiante e a turno poi diventa sussidio, diventa sempre esproprio praticamente. Questo del successo non ha, ma poi te che si vota per censo, cioè uno vota per censo. E poi ci viene questa mentalità che uno povero non ti interessa a difendere i beni, che questo non ti nulla, ti interessa a difendere la cosa. E quindi c'è questa visione, giurista di una visione patrimoniale dello Stato, cioè su Stato è proprietà del suo re. Quindi, i debiti votare punti, questo che denti proprietà, questi punti soli, questo che denti interesse da difendere. Casti a sul giro che va dentro, ma non hai, tu sei povero non puoi votare. No, tu non ti interessa a difendere i beni di questa nazione. E questo è durato, tanto fatto che anche a lei, ad esempio, a lei la legge delle 5 lire, insomma, 1888 che ha fatto Crispi, e non ci fu una domanda troppo bella. Poi in questo periodo si via deciso che chiunque tenia l'obbligo scolastico viene 2 anni. 2 anni di scuola elementare. Tanto è vero che schifante domanda che conti gente che conoscevo pure, per esempio, il bisnonno di Elisa, zio Stefano Mosso. Zio Stefano Mosso ha fatto domanda e in sua domanda queste 3 righe, in presenza del suo notaio, questo notaio mi pare che io denunciavo. Evidentemente il suo notaio era lì c'è scritto, ma non vi c'è errori su 2 righe. C'è errori in 2 righe, quindi praticamente accettando a gusto le sostanze da accettare. Scillige scritto, i sacerdoti con scillige scritto. Legge delle 5 lire, devi pagare 5 bracco su 5 lire e poi legge scritto. Però questa riforma io aumentavo, cioè mi pare che io raddoppiavo i elettori. E questo è, vedete, il raddoppiato dei elettori poi gli ha posto in crisi sul sistema nazionale, e noi no. Poi a un certo punto chi ci diventa legge scritti, come una prima, diventa soprattutto gli ecclesiastici. E dopo l'unità d'Italia che succede? Succede che sul Stato italiano, con Sagresia, non si può diventare bene.
si nappicava su Stato, praticamente passava a Sitalia, quindi Sagresia si via spodestata e andava nulla. E gli ecclesiastici non partecipano alla vita politica. Quando hanno aumentato, hanno fatto questa riforma a Grispi, forse più a furbo per giocare, hanno aumentato questa riforma, e ha fatto questa riforma e ha aumentato i votanti di Sagresia, gli esponenti di Sagresia, gli ecclesiastici, si punta i mes comuni specialmente, si punta a Costauso e si punta i candidati, poi vai parte des comuni, cioè delle amministrazioni mes comuni, poi ne poderi. Poi a Sagresia sul Stato italiano e in suo periodo specialmente via cercando di vai tutto laico, ad esempio la scuola russa, istruzione pubblica, prima via da Sagresia, poi gli insegnanti abbiano già tutto laico, abbiamo sparecchio, e questa Sagresia non andava a commenti. Prima tenemmo tutti i colleghi i maestri abbiamo tutto, e maestri abbiamo tutto, i suori abbiamo tutto, maestro della scuola, maestro eccetera eccetera. Sardegna, fin in suo periodo fascista non fu considerata manco in sa scuola, il maestro della scuola, le maestre della scuola. Mussolini, o viaggianti virili. Sardegna al limite vuol dire castigare il piede della scuola materna. Poi Sardegna ha questo istinto materno, scuola materna. Adesso istinto materno, quindi pure in guisi non deve andare, ma spicciocchetti, le piantesse educati da uomini, e noi invito ci via da questi. Con severità di volo. Con severità di volo, virili, e noi invito ci via questo che gli hanno dato il Bosco Littorio, gioventù italiana del Littorio, il Bosco Littorio, gli hanno dato, ci siamo noi, a cadere di demonio di nada, cadenza terra violta, sopra, il Bosco Littorio, si intenziona via vola. Come leggende sottosinate sul documento per la questione di Rousseau. Noi è scritto perché nella natura i bambini sono allontanati dal vizio, insabiti si monti verdi, giochendi, la salsa fatta, però è succedeva, in questo Bosco Littorio si ritrovava, ma spicciocchetti si tappirianta gente in legge, però legge le nostre, e gli ha vestito del lieto, e questo fatto che si fa diventare sul discorso. E sul discorso vi è gente a stivalli in gente sa guerra. E ciò che dobbiamo nascere con questa idea della guerra. È vero che c'è un studioso svedese che ha esaminato il libro di lettura italiano, un libro di lettura svedese. Il libro di lettura del Svezia non do una pagina che non sia su guerra, armas, in un libro di lettura degli elementari del suo periodo fascista, in mezzo a 100 pagine di dove è 90 che punti, tutti i termini di battaglia, arma, tattica, vedo più bello via Gusto, vedo più bello via da bambini, Mussolini vi vede sempre. E pensa sempre e pensa a voi. Intentato, che vuol dire? E leggete i numeri. Quindi modo Raio e quindi certo che ti sei perso. Ti ha fatto questa figura ti sei perso. Per moneta, ecco, no, concludo poi Bosco Littorio, poi questo via quanto concludi, Anna, concludo, questo via da Efisius Cano, portata, stava con suo carro su, e un mestiere bello quando non suonare a suo carro e San Modo, ma vai paura, a suo carro e San Modo.
E di narrante proprio su carne salmone, portata a Sallina o vai a a mano, e impara pure, questo pure che è bello, quando metti tu scritti meglio delibera, sei troppo bello. Ci viene a mano, medie, mezzane di narrante, mezzane di piccole dimensioni. A inizia sotto 100, quando su Camposanto ci riesce a mandare in cuse, è ovvio che ci sono terranta, senza, con sapara scrovetta, risponde tu dello pizzo, vabbè, con sapara scrovetta, non ci chiedi niente di nulla. E poi abbiamo concluso in questo, dunque, pagina 138, lo concludevo, lei ci sei. Se concludendi il Camposanto, il Camposanto. 138. Non devi che fretta. Dai, prima Augusto. 1920. Asana, a chi ne interessa questo? A me mi piace. 1920. 15 puledri o stalloni adoperati per la monta. 44 cavalli da riproduzione e da servizio. 11 cavalli da servizio interi e castrati. Asini senza distinzione di sesso e di età, pensavo del genere, di sesso e di età, 90, muli 2, nessun bardotto. Allora, su bullo uscito, ma su bardotto, come si fa questo incrocio sul bardotto? Uno è È un crocio. È asino. Cavallo e asino, non posso immaginare, però asino e cavallo, commenti. Piccola stanza. Allora, vitelli e vitelle non meno di un anno, 69. Torelli e tori maschi adoperati per la riproduzione, 89. Giovenche e vacche, 176. Manzi e buoi maschi castrati, 139. Porci maschi e femmine fino a un anno, 94. Verri maschi adoperati per la riproduzione, eccetera, eccetera. Pecore 2950. Medes, danno a uno di punte Medes. Questi animali se li dividevano 168 proprietari. Negli anni 1920. In 100 anni fa. 100 anni fa. Quant'erano gli ovini? 2950. E pianta, Modorraia su Chinarada e Valle. Questo su Nobilis. Se li dividevano, ho fatto riferimento, ma è troppo lungo, ma